Music, news, sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it, the Blue Light Blue Radio. Prima occasione per il Lecco con Capogna al termine di un batti e ribatti in area. C'è un primo tentativo, poi la respinta dalla difesa del Cesena, la girata di Capogna. Col mancino fuori reagisce con una potenziale occasione il Cesena, che gioca abbastanza bene nel primo tempo, buona la palla messa in mezzo di Alessandro, non ci sono compagni per fortuna della retroguardia blu-celeste. Poi ancora il Lecco con Lisai sulla destra, siamo al 21esimo, il cross con l'esterno, quasi non beffa il portiere del Cesena che se la cava. E l'Ecco che poi riparte, siamo al 39esimo, va via sulla sinistra Riccardo Capogna, sfida un avversario, mette dentro un pallone interessante, la conclusione di Simone Danna che va sopra la traversa. Nel finale di tempo c'è ancora Alessandro che è il più pericoloso dei suoi nella prima frazione di gioco, lì a sinistra si porta la palla sul destro, la conclusione poi una ribattuta, pericolo dunque sfumato per quanto riguarda il Cesena. E allora il Lecco che finisce bene nel finale, c'è una potenziale occasione creata dal nulla, Simone Danna col sinistro, giro incredibile del suo mancino, un cross che ancora una volta per poco non beffa il portiere nella ripresa. Grandissima l'accelerazione di Cappellini che va fino in fondo, il tacco, poi un altro tacco, arriva il pallone sui piedi di Alessandro che crea sempre pericoli per la difesa bluceleste, mette dentro il pallone Andreoli, la grandissima risposta di Safarikas che dice no. Il Lecco allora reagisce, splendida l'azione costruita dai giocatori del Lecco. Pedrocchi dà il via all'azione, Lisai ne mette a terra uno, dentro il pallone un cioccolatino, Riccardo Capogna non sbaglia con la rasoterra sul primo palo, 1-0, vantaggio della formazione di Mister Gaburro che poi è letale qualche minuto dopo, siamo al 15esimo a fare il 2-0, ancora transizione di Lisai, dentro bellissimo il pallone, Capogna, scavettino, supera il portiere Sarini e realizza il gol del 2-0 che chiude di fatto la partita. Ci prova a reagire subito in realtà il Cesena con questo calcio d'angolo, palla dentro, in qualche modo la difesa riesce a cavarsela, Lisai si addormenta un attimo, palla che finisce poi a Valeri, se la porta sul destro e pallone che si alza sopra la traversa. Ancora occasione ma solo tiri da fuori qui con il grande tiro di Campagna, sempre alto sulla traversa di Safarikas. E poi Danna si ricorda che lui è il pallone d'oro della Serie D, cerca l'Eurogol ed è bravissimo Sarini sotto l'incrocio a spolverare dalla grande conclusione di Danna. Ci prova ancora da fuori, però il tiro questa volta è facile per Safarikas, il Cesena con Cappellini. E allora il Lecco che vince 2-0 e conquista la finale di Perugia, e sarà domenica con il Lecco che giocherà per il titolo tricolore. Allora i giocatori blucelesti festeggiano sotto i supporter giunti da Lecco fino in Umbria per amore della Calcio Lecco. Music, news, sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it, the Blue Light Blue Radio.